Rieccoci di nuovo insieme, telespettatori di Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre. Rieccoci di nuovo insieme ancora una volta con la dicitura andrà tutto bene, ma probabilmente, noi ce l'auguriamo, sarà sicuramente l'ultima settimana con questa dicitura per quel che concerne la nostra trasmissione. Sarà una settimana decisiva, domani riunione della Lega Professionisti, ma soprattutto per quel che ci riguarda, venerdì 22 l'appuntamento del Comitato Nazionale della Lega Nazionale Dilettanti che deciderà a questo punto sul proseguo dei campionati. Siamo dunque tutti in attesa. Oggi sarà una puntata dove avremo modo di sentire anche il parere, le speranze e i pensieri di molti addetti ai lavori. Iniziamo subito con il pensiero probabilmente più importante, quello del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia. Non ci sono al momento le condizioni per poter rispettare un protocollo che pone determinate condizioni proprio per dare la possibilità ai dilettanti di giocare. Quindi aspettiamo un ulteriore documento. Io parto da quello che il ministro disse una ventina di giorni fa, e cioè che c'era la possibilità di poter avere per le società sportive dilettantistiche un importo vicino ai 400 milioni di euro. Deve essere una risposta per aiutare il nostro mondo che, ricordo, organizza circa 560-70 mila partite all'anno, ha 1 milione di tesserati, ha 12.000 società e 65.000 squadre, quindi veramente un esercito che non svolge solo un ruolo sportivo e calcistico, ma soprattutto un ruolo sociale di aggregazione e di formazione dei giovani. È un pericolo che mette a rischio tanti giovani, tanti adolescenti. Noi ci appelliamo all'autorità governativa, ci appelliamo al Ministro, non solo al Ministro dello Sport, ma anche al Ministro dell'Economia, al Presidente del Consiglio, affinché ci possano tutti quanti insieme essere vicini. Siamo tutti quanti convinti che il calcio debba ripartire, e ribadisco il concetto, ma solo con la sicurezza dal punto di vista sanitario. E dopo il pensiero, seppur breve ma molto incisivo, del Presidente nazionale, sentiamo il pensiero invece di Sandro Morgana, tra l'altro vicepresidente proprio della Lega Nazionale Dilettanti. La delicatezza del momento, la circostanza dell'attesa del Consiglio federale, ovviamente io non dirò nulla su questa materia per ovvie ragioni, perché sarebbe particolarmente scorretto, se io lo sapessi, anticipare qualcosa che verrà decisa il 22 nel corso del Consiglio di Lega. Se non lo so, direi una mia, non sapendolo, direi soltanto una mia impressione, e in questo caso la mia impressione non credo che possa servire a nulla, potrebbe essere smentita dai fatti entro pochi giorni. Il dato è che noi abbiamo fin dall'inizio della pandemia come sistema dilettantistico, voi sapete bene, io anche come delegato nazionale del calcio femminile, siamo stati i primi a bloccare l'attività perché ci siamo resi conto delle difficoltà a cui stavamo andando incontro, delle gravi difficoltà che si venivano a verificare in tutto il paese, e abbiamo iniziato a bloccare il calcio femminile, la Serie D, e immediatamente ai campionati regionali non abbiamo più giocato dal momento da marzo non abbiamo più giocato. Da quel momento abbiamo sempre messo in testa ai nostri ragionamenti alcuni aspetti che sono di fondamentale importanza. Primo, la tutela della salute delle persone, dei nostri calciatori, dei nostri tecnici, dei nostri dirigenti, quindi degli arbitri. La tutela della salute e quindi la ripresa. La ripresa è un fatto conseguenziale alla tutela della salute, perché si riprende nella misura in cui non ci sono e non si devono correre rischi per ciascuno. È evidente che ci rendiamo conto che questo protocollo sul quale si sta dibattendo in questi giorni, questo protocollo che riguarda diciamo così, il calcio professionistico, la Serie A, che io auspico veramente che possa tornare a giocare. Questo protocollo è chiaramente di difficile applicazione per la Serie A, perché se rimangono tutti scontenti vuol dire che è difficile. Pensate un po', se è difficile l'applicazione per 20 squadre, pensate un po' che
difficoltà ci può essere per applicarlo per 12.000 società. E tuttavia noi siamo stati sempre in questa fase, abbiamo tenuto fermi questi due punti. E il terzo aspetto al quale io do grande importanza è quello della sostenibilità, cioè il sostegno che noi dobbiamo assicurare nel momento della ripresa alle 12.000 associazioni sportive dilettantistiche. Ecco, questi aspetti, che secondo me sono di fondamentale importanza, sono quelli sui quali si dibatterà, sono quelli sui quali si deciderà che cosa fare anche per il calcio dilettantistico, e non è giusto che lo decida il Consiglio federale. E giustamente la Lega Dilettanti è presente in Consiglio federale, evidentemente dirà la sua. Noi siamo pronti a tutte le evenienze. Se il Consiglio federale deciderà di sospendere l'attività, noi ci dicano quanto la dobbiamo riprendere, noi ci prepareremo in condizioni di sicurezza. È ovvio che questa è una fase nella quale bisogna stare tutti insieme, bisogna stare tutti uniti, e quindi abbiamo bisogno di avere vicino a noi le pubbliche amministrazioni, i comuni in maniera particolare, le regioni, e poi fare una sintesi veramente con il governo e con le istituzioni sportive, CONI e FIGC. Ringrazio Alessio Patti per questa concessione su questa intervista realizzata qualche giorno fa a Sandro Morgana, vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti. E adesso il parere di due giornalisti. Iniziamo con Franco Anastasi. Ringrazio Ettore Tortorici per avermi invitato a dire la mia su questo momento del calcio nostrano e italiano. Naturalmente la mia non vuole essere una ricetta adatta a tutto, perché non ho questa presunzione. Dirò soltanto la mia brevemente, partendo dalla Serie A. La Serie A naturalmente dovrebbe essere quasi interamente annullata, quasi, perché lo scudetto non si assegna, mentre per quanto riguarda le retrocessioni dovrebbe farsi ricorso ai play-out, se fosse possibile. Invece per quanto riguarda la Serie B, il campionato dovrebbe bloccarsi dal momento in cui è sopravvenuta la pandemia, cioè praticamente bloccate promozioni e retrocessioni. Da quel momento in poi funzionano sia le promozioni che le retrocessioni. Per quanto invece riguarda la Serie C, il discorso è diverso, perché il campionato è stato del tutto annullato e si sa già che non riprenderà. Pertanto, a mio giudizio, le tre squadre che hanno guidato i rispettivi tre gironi di Serie C dovrebbero essere promossi, e mi riferisco a Monza, Piacenza e Reggina. Discorso diverso per la Serie D, bloccata anche questa, per cui a mio giudizio al Palermo dovrebbe spettare di diritto la promozione in Serie C, perché ha dominato letteralmente il campionato. Per le altre squadre che seguivano in classifica, siccome probabilmente a causa di questa pandemia saranno molte le società che non si potranno iscrivere al prossimo campionato, si dovranno affidare ai cosiddetti ripescaggi. Comunque sono dell'avviso, a proposito di Serie D, che si debba istituire un girone unico di tutte siciliane. A proposito del comitato regionale, non vorrei essere nei panni del presidente Santino Lopresti, perché in questo momento sinceramente c'è veramente molto da fare. Per quanto riguarda il campionato di eccellenza, il Dattilo del girone A e il Paternò del girone B dovrebbero essere promossi in Serie D senza nessun problema. Per le altre che seguivano in classifica e che probabilmente avrebbero fatto i play-off, anche in questo caso si dovrà ricorrere ai ripescaggi.
Invece, per ultimo, per quanto riguarda il campionato di promozione, dal momento che il campionato è stato sospeso e c'erano in testa alla classifica Sciacca, i Gea Virtus, Aghi Sant'Antonio e Siracusa, a queste spetterebbe di diritto la promozione in eccellenza. Per le altre squadre che seguono in classifica e che avrebbero potuto fare i playoff, anche in questo caso si affideranno ai ripescaggi che mai come in questa occasione saranno indispensabili. E questo è il mio punto di vista. Profondo conoscitore del calcio dilettantistico siciliano, Franco Anastasi, ottimista, così come è anche un po' ottimista Daniele Loporto. Innanzitutto vorrei ringraziare Ettore Tortorici per l'opportunità che mi dà di salutare i tanti amici del calcio dilettantistico siciliano. In questo periodo di emergenza sanitaria si è parlato dei campionati di vertice, si è parlato dei campioni multimilionari e dei diritti televisivi. Poco si è parlato però del calcio dilettantistico, che è tantissima passione, forse ancor più sacrifici e ritorni economici abbastanza limitati, anche se molti club del calcio dilettantistico hanno un'impostazione professionale, anche se molti dirigenti e calciatori svolgono la loro attività con l'impegno, con la preparazione di un professionista, spesso è un vero e proprio posto di lavoro, anche se precario e con una sicurezza molto limitata nel tempo. Adesso che ci stiamo avvicinando alla fase 2 avanzata, è logico immaginare quello che potrebbe essere il futuro prossimo, anche se abbiamo tantissime incertezze, tanti dubbi e pochi punti di riferimento. Intanto la domanda più scontata è quando si ricomincerà e soprattutto chi e come potrà ricominciare, perché l'emergenza sanitaria ha provocato una gravissima crisi economica, gli effetti li vedremo nei prossimi mesi, oltre che quelli che stiamo già vivendo giornalmente. Una crisi economica che comporterà una minore disponibilità economica da parte degli sponsor e soprattutto anche purtroppo una minore entità numerica degli sponsor. Per i club dilettantistici quindi meno risorse, forse gli incassi saranno azzerati e invece maggiori costi perché dovranno adeguare le misure di sicurezza igienico e sanitaria. Quindi cosa possiamo sperare? Secondo me il governo nazionale e il governo regionale devono dare interventi certi, efficaci e soprattutto sicuri, in modo tale che le società, i presidenti possano immaginare di programmare la prossima stagione, appunto partendo da qualche riferimento certo. Quello che posso augurare agli amici del calcio dilettantistico siciliano, da giornalista sportivo e da uomo di sport a livello amatoriale, è quello di poter ripresentarsi numerosi ai nastri di partenza della prossima stagione con l'entusiasmo di sempre, con forse, sarebbe auspicabile, ancora maggiori motivazioni per continuare a regalare e a vivere emozioni, le stesse che devono condividere tutti coloro che amano il mondo del calcio. Auguri! E adesso una clip sulla stagione della Ciriale 2019-2020, una Ciriale speranzosa in un possibile ripescaggio in Lega Pro per la prossima stagione. Ricominciare, costruire, programmare. La stagione della Ciriale è stata costantemente alimentata dalla necessità di rispondere a queste tre imprescindibili esigenze.
Dal gioco più bello del girone ai punti persi in tribunale, la formazione di Mister Pagana ad oggi ha un piatto bilanciato di rimpianti e certezze. La vittoria al San Filippo contro la CR Messina è stata ribaltata da una sentenza. L'impresa di Palermo, invece, nessuno la potrà cancellare. Fotografia indelebile scolpita nella mente e sul cuore dei tifosi, consapevoli di avere tra le mani un organico abbondantemente all'altezza della situazione. Non ci fossero state le penalizzazioni, d'altronde la squadra navigherebbe indisturbata al terzo posto. Da qui bisognerà ripartire quando l'emergenza coronavirus sarà finita e soprattutto il prossimo anno. Il progetto creato intorno a Pagana nasce dalle ceneri del Siracusa e merita fiducia anche per il futuro, non solo quello più immediato. Proprio da Siracusa, in estate, oltre all'allenatore, era arrivato anche Rizzo, elemento pregiato poco affine a una categoria che non rende pienamente giustizia all'elevata qualità del calciatore. Savanarola invece è l'idolo del Tupparello, ha girato la Sicilia, poi è tornato a casa riscoprendo se stesso e ritrovando verve e colpi dei giorni migliori. Accanto alle chiocce pure i giovani crescono bene. Alessandro Arena, classe 2000, è sbarcato da Marina di Ragusa, dimostrando di avere la personalità per stare con i grandi. Non a caso sul cartellino spunta la scritta Calcio Catania. Un simile mix sarà la società a dover garantire la possibilità di esplodere definitivamente, confermando di essersi messa alle spalle i fantasmi di un passato burrascoso. Giorni bui in cui furono addirittura i tifosi mani in tasca a mettere sul tavolo soldi e amore per salvare il calcio alle pendici dell'Etna. La strada è tracciata, la ricetta è pronta, gli ingredienti abbondano, non si stupisca nessuno se il domani si tingerà di granata. Ancora Serie D e lo facciamo con il pensiero di Claudio Cammarata, direttore generale dell'Icata Calcio. Buonasera e buon ascolto e visione a tutti gli appassionati di calcio sintonizzati su Penalty. Da ieri finalmente stiamo potendo compiere un ulteriore passo in avanti verso un graduale ritorno alla normalità, visto come stiamo vivendo, sembra davvero dire fin troppo eufemistico normalità. Anch'io sto provando a fare ciò che facevo prima, innanzitutto servizi a 360 gradi per la società per la quale lavoro, l'Icata. Poi sto scrivendo un testo che sia un supporto quando riprenderanno i corsi di formazione professionale per gli amici dirigenti che volessero perfezionarsi e per tutti coloro che volessero avvicinarsi in maniera appunto professionale a questo nostro mondo rotondo. Ma siamo qui per parlare del momento attuale del calcio dilettantistico. Ebbene, il momento è altamente drammatico. I campionati sono stati sospesi in un periodo della stagione nella quale il campo non aveva espresso i propri verdetti matematici. E naturalmente, visto che tutti fingiamo di non pensare solo al nostro specifico tornaconto e parliamo di salute al primo posto senza vergognarci nemmeno un pochino, oggi chi era al comando, o Salvo per esempio, si appellerà all'inconfutabile previsione che nulla in classifica sarebbe cambiato, nonostante la storia del calcio sia piena di verdetti all'ultimo respiro, mentre tutti gli altri che erano in corsa per raggiungere un obiettivo invocheranno il sacrosanto diritto all'ottenimento del verdetto del campo unico e sacrosanto metro di giudizio. Da più parti si invoca il concetto di merito sportivo, vedi vicenda Carpi. Ebbene, se così deve essere, il diritto sportivo deve avere uguale valenza per tutti. Se ho 16 punti di vantaggio sulla diretta concorrente, oppure solo uno, non deve cambiare assolutamente nulla, altrimenti si annulli ogni campionato dalla Serie A alla terza categoria. Acclarato che se non esistono meccanismi previsionali non possono legittimamente accogliersi tesi rivolte in un senso o nell'altro, se il mondo del calcio prende una decisione, questa deve essere univoca e va applicata ad ogni campionato. Come è giusto premiare il Benevento, vanno premiati il Palermo e il Bitonto, squadra quest'ultima che ha solo un misero punticino in più del Foggia. E a quel punto perché non si può assegnare lo scudetto alla Juventus, che è legittimamente come il Bitonto in testa alla classifica? Vi rispondo subito, perché si tratta della Juventus. Qualunque altra squadra si fosse trovata al momento della sospensione al comando della Serie A, avrebbe senza ombra di dubbio il tricolore già cucito sul proprio petto. Non ci sono dubbi di sorta. Cosa voglio dire con questo? Che ciascuno tira esclusivamente acqua al proprio mulino, travestendo la propria posizione ufficiale e travisando la realtà dei fatti solo ed esclusivamente a seconda della propria posizione in classifica e dei propri interessi. La giustizia sportiva ha comunque fatto una meritoria operazione solo pochi giorni fa, si noti l'opportuna tempistica, eliminando di fatto ben 2 gradi di giustizia federale, proprio in previsione dell'uragano di contenziosi che certamente tra qualche settimana si scatenerà. Aggiungo, proprio la sommatoria degli interessi delle singole società ha fatto sì che l'8 marzo ci si sia battuti per fare disputare l'ultimo turno di calcio giocato nel massimo campionato, e non credo ci sia bisogno di rammentare a tutti voi quale sia stata l'ultima partita e la gran mole di polemiche che per settimane la precedettero. Il nostro calcio a livello dilettantistico risente in proporzione ma compatto di simili problematiche. Non sapere se la prossima stagione nei dilettanti, se inizierà,
si giocherà a porti chiusi o meno, condurrà inevitabilmente a un crollo dei proventi derivanti dai mancati incassi al botteghino, dalla inesistente campagna abbonamenti e dal fatto che un potenziale sponsor, già provato di suo da mesi di inattività, non sarà affatto in grado di elargire somme per loghi, cartellonistica e pubblicità in spazi non visibili da alcuno. Questo disastro costringerà certamente diverse associazioni sportive a chiudere i battenti e magari resteranno senza panchina anche molti sedicenti allenatori che se ne assicuravano una grazie agli sponsor che ne foraggiano la carriera. Così come, ahimè, calciatori e dirigenti non potranno più pretendere quegli stipendi regolari travestiti da rimborsi spese. Rimarrà in definitiva a spasso un mare di persone che vivono, o meglio sopravvivono di calcio. Del resto, comunque, oggi questo sport necessita, credo, forzatamente di una stagione sabbatica nella quale si pensi e si progetti nuovamente tutto il sistema calcio dilettantistico. Bene o male, siamo riusciti a stare senza calcio per tutti questi mesi. Non ripartiamo frettolosamente solo per dire che stiamo ricominciando, gettiamo le basi per rilanciare il movimento calcio, solo quando sarà possibile farlo come piace a tutti noi però. Mi domando e pongo i miei quesiti alla vostra attenzione. Davvero lo avremmo amato così tanto se da bambini avessimo dovuto spogliarci in bagni semivuoti senza condividere quei momenti con i nostri compagni? Davvero io lo avrei amato così tanto se non avessi voluto abbracciare tutti i miei compagni a ogni gol fatto o ogni vittoria conquistata? Davvero io lo avrei amato così tanto se non avessi potuto condividere con i miei compagni nelle occasioni rare, per mia fortuna, in cui ero in panchina incitamenti, maledizioni, improperi, manifestazioni di gioia, con indosso la mascherina o magari stando in tribuna a metri di distanza da loro e da ciò che accadeva in campo. Davvero lo avremmo amato così tanto se fossimo dovuti andare allo stadio senza arrivarci col pullman insieme a tutta la squadra. Davvero, soprattutto, lo avremmo amato così tanto se avessimo dovuto giocare in stadi vuoti. Ma io penso alle tribune di Troina quando giocavo, o anche a quei lastroni invece ancora più sperduti nei quali cercavo gli occhi di mio padre, o quando i miei figli, con i loro gol e la trasmissione delle loro emozioni mi hanno fatto provare sentimenti indescrivibili. Ed ancora penso a chi non capisce che liberarsi il naso e la gola nei nostri campi in terra battuta non è uno sputo, bensì una necessità. Lo sputo è un'altra cosa, vergognosa, certo, ma non è questa. In conclusione, dire che il quadro è fosco mi sembra un eufemismo. Ho sempre detto ciò che penso e anche stavolta non mi tiro affatto indietro. Tutti noi vogliamo ricominciare ed in sicurezza ci mancherebbe. Forse solo perché ne va del pane delle famiglie di tutti noi. Ma il prezzo da pagare credo sarà una stagione di lacrime, sudore e sangue. E purtroppo questo lo temo fortemente. Ovviamente spero di sbagliarmi, che spesso capita. Saremmo capaci di farcela? Chiedo a tutti noi. Sinceramente mi auguro di sì. Ma ribadisco ciascuna delle preoccupazioni appena esternate. E concludo veramente con un pensiero agli sportivi catanesi che stanno tribolando per le sorti del Catania, perché mi sembra doveroso, visto anche le mie 8 stagioni in A e l'indimenticabile promozione del 2006. Mi rivolgo al calcio, forza calcio, riparti. Mi rivolgo direttamente a te, magari dopo esserti fermato a riflettere, altrimenti, come dico sempre e ho scritto nel mio libro, stavolta saranno soltanto calci nostri. Abbiamo parlato di Aciriale e Licata, due squadre siciliane che quest'anno hanno disputato sicuramente una stagione molto positiva, e proprio a loro è dedicata la prossima scheda musicale con due giocatori che si sono particolarmente messi in evidenza. Per l'Aciriale Nicolas Rizzo, mentre per il Licata Roberto Convitto. Times and times and so wherever
per parlare e quindi chiudere il quadro dedicato alla Serie D, sentiamo il parere di Pietro Infantino, ex allenatore del Tutto Cuoio 1957. Ciao Ettore, buonasera a tutti, grazie dell'invito, un saluto particolare ai tuoi telespettatori. Ti ringrazio di nuovo perché mi dai la possibilità di parlare del mio mondo, di parlare di calcio, che mi sta mancando e ci sta mancando tantissimo. Però siamo al dunque, credo che in settimana ci sarà il Consiglio federale che sarà chiamato a prendere molte decisioni. Probabilmente in quell'occasione ci sarà lo stop definitivo dei campionati di Lega Pro e dei campionati dilettantistici. In quella riunione si discuterà sicuramente delle promozioni e delle retrocessioni, si parlerà di riforme, dicono che vogliono ridurre in maniera drastica le squadre professionistiche in Italia, anche se ci credo poco. Manca poco, il Consiglio federale spero che prenda le decisioni giuste. Non c'è dubbio che la pandemia ha messo ulteriormente a nudo molte delle problematiche che circondano il calcio dilettantistico e non solo. Questa crisi dovuta a un fatto eccezionale qual è il coronavirus ha stravolto la vita di noi italiani, facendoci cambiare le nostre abitudini. Per quanto riguarda il calcio italiano, ha evidenziato tutti i problemi e le mancanze strutturali del nostro sistema. Forse andava riformato, come ho detto prima, qualche anno fa, perché nella sostanza e nella forma manca qualcosa. Il nostro calcio è passato, ha avuto tante crisi, da crisi tecniche, crisi di identità, siamo passati anche dal calcio scommesse. Oggi il Consiglio federale ha la possibilità di azzerare tutto. Abbiamo la possibilità di ripartire in una maniera più chiara, più semplice, più, dico io sempre, con il rispetto verso le persone, il rispetto verso chi ti dà il lavoro e chi lavora, con chiarezza, con semplicità. Oggi abbiamo questa possibilità, ma ne sono sicuro perché noi italiani ogni volta che abbiamo avuto delle crisi siamo partiti sempre più forti, perché abbiamo questa forza interiore di rinascere, e speriamo che ci sia, ma ne sono sicuro ci siano, perché il Consiglio federale è formato da gente che ha fatto e ha vissuto il nostro ambiente. Spero che ci siano le adeguate scelte per rinnovare e per ripartire più forti nel nostro ambiente, nel nostro amato calcio. Io quest'anno sono stato in Toscana, sono stato al Tutto Cuoio, una società blasonata, una società che ha fatto per tanti anni il professionismo, una società una società toscana, in provincia di Pisa, a 10 km da Empoli. Il nostro girone era il girone E, un girone che mi ha sorpreso per qualità, sia per quella individuale che per espressione di gioco. Davvero una bellissima esperienza, personalmente mi sono divertito, spero che questa esperienza si possa ripetere negli anni successivi. La società sta aspettando le decisioni del Consiglio federale per riorganizzarsi, per programmare la nuova annata. Sono contento perché ho conosciuto persone per bene, persone che hanno mantenuto i propri impegni. Noi ci sentiamo spesso, però per mia abitudine ho sempre rispettato le scelte delle società. Importante è lasciare sempre, come diceva mio padre, lasciare sempre odore. Credo che nessuno deve mai avere dubbi sulla tua professionalità e sui tuoi comportamenti, e questo sicuramente questi valori, queste caratteristiche li hanno apprezzate moltissimo, anche perché ci sentiamo spesso con la presidentessa Coia. In questi giorni ho sentito molto chiacchiericcio su quella scelta della sospensione del settore giovanile. Io sono d'accordissimo. Sicuramente è stata una decisione condivisa e senza dubbio nessuno
Nessuno può dire che è stato, sicuramente è stata una scelta dolorosa. Mi dispiace soprattutto per quei ragazzi calciatori, per gli allenatori che dopo mesi di allenamento e sacrifici non potranno concludere la stagione, perché siamo a marzo-aprile partecipando alle fasi finali dei rispettivi campionati. Però in questo momento hanno la responsabilità di tutelare la salute di tutti i nostri i tesserati, gli staff dei club e soprattutto anche la classe arbitrale, perché che sono dei ragazzi che stanno iniziando la loro carriera e partecipano alle competizioni. Sicuramente è un periodo di grande incertezza. Per questo sono d'accordo alla sospensione e permettere alle società di programmare con i dovuti tempi la prossima stagione. Questo tempo lo possono sfruttare per sistemare le strutture e riprogrammare una stagione senza avere l'assillo di rincorrere i tempi, perché oggi riprendere sarebbe una scelta azzardata e poco rispettosa verso i nostri ragazzi. Ettore, io ti ringrazio, buona serata a tutti, grazie di nuovo per l'invito, alla prossima, ciao, buona serata. Ha allenato parecchie società nell'ambito siciliano, ma si è particolarmente distinto anche in terre lontane. Quest'anno non particolarmente fortunata la sua stagione con il Tutto Cuoio. E adesso chiudiamo con la Serie D, perché vi voglio far sentire invece il parere di un altro ex allenatore che ha disputato parecchie stagioni in Serie D con la Stanca Taldese. Parliamo del suo ex allenatore Rosario Marcenò. Buonasera a tutti. Ringrazio Ettore Tortorici per l'invito. In riferimento alla tua domanda per quanto riguarda la situazione del calcio in questo momento, sicuramente il nostro calcio sta vivendo una situazione di grande attesa, perché da un lato c'è la Serie A che sta cercando in tutte le maniere di cercare di completare il campionato, però dall'altra parte c'è una faccia della medaglia, soprattutto il calcio dilettantistico, che vive una profonda, secondo me, crisi. Infatti a causa del virus e della crisi economica che si sta verificando, sicuramente molte società avranno difficoltà a iscriversi, avranno difficoltà ad allestire delle squadre, e quindi forse proprio questo è il momento giusto per sedersi e cercare di risolvere tutti i problemi che legano il nostro calcio, affinché si possa dare continuità a questo nostro settore dilettantistico, che voglio precisare che di dilettantistico ha soltanto il termine, perché per quanto riguarda la Serie D e l'eccellenza, io penso che per come è organizzata, per come è strutturata, di dilettante ha ben poco. E appunto per questo c'è bisogno di sedersi, cercare di dare tutela a tutta la categoria che riguarda i dilettanti, perché non vengono assolutissimamente tutelati, non ci sono contratti, e quante volte si leggono le comunicate vertenze da parte dei giocatori, dei tesserati, perché le società non sono adempienti. Quindi forse è arrivato il momento di cercare di risolvere queste situazioni affinché il nostro calcio possa ripartire, perché ricordiamo che ci sono tante società blasonate che hanno fatto categorie importanti, che meritano di poter continuare nel loro prestigio e nel loro valore. Sicuramente ci sarà da vedere tanti aspetti. Io per esempio anche il discorso dei giovani, secondo me l'imposizione di giocare con i giovani è qualcosa che un po' limita. Io sono convinto che se un giovane è forte, gioca lo stesso. Magari quello che si potrebbe fare sarà quello di potenziare i settori giovanili, di dare maggiore importanza alla cosiddetta categoria juniores, che ormai è una categoria che
viene fatta la società soltanto per forza, ma non ha nessun significato, perché il futuro della società secondo me sono sempre i giovani, è l'unica maniera che ti permette di abbattere i costi, però bisogna rivedere e riformulare un po' tutto il sistema. Speriamo, però sono fiducioso, speriamo che si possa ripartire con tutte le condizioni di sicurezza, perché non scordiamoci che la salute viene prima di tutto. Sono fiducioso affinché ne possiamo ritornare di nuovo nei nostri campi a fare ciò che ci piace di più. Vi mando un grosso abbraccio e grazie sempre a Ettore. Rosario Marcenò, ex allenatore della San Cataldese. Con lui abbiamo chiuso la parentesi dedicata al campionato di Serie D. Voltiamo pagina, parliamo adesso del campionato di eccellenza. Eravamo rimasti con in testa il Dattilo Noir nel girone A e il Paternò nel girone B. Introduciamo questa categoria con le parole di Orazio Ardizzone, direttore di MCTV. Salve Ettore, grazie e un saluto a tutti gli amici di Penalty. Ebbene, siamo nella fase 2, la fase di convivenza col Covid-19. In questi momenti sembra che questo virus stia dando segnali di resa e speriamo che sia così. Una pandemia che ci ha fatto accadere, soprattutto in Italia, quello che noi non avremmo mai pensato, quindi l'impensabile, evidenziando tutte quelle che sono le criticità dello Stato italiano nei diversi settori. Io penso allo sport, alla falla appunto che si è andata a scoperchiare nello sport, e vorrei parlare appunto di sport, ma di calcio nello specifico, cominciando a parlare delle categorie che sono definite inferiori, cioè i dilettanti appunto. I dilettanti che subiscono in questo momento una grave crisi. Crisi perché? Perché i dilettanti, come sappiamo, ogni anno per cercare di iscriversi al proprio campionato fanno i conti col proprio portafogli che non sempre, quasi anzi sempre, non è pieno. Quindi dalla prossima stagione lo sarà ancora meno perché stiamo affrontando una vera e propria crisi economica che ci porterà e porterà diversi settori a non investire più nello sport, quindi si avrà una carenza di quelle che saranno le sponsorizzazioni, e appunto per questo molte società rischiano per la prossima stagione di non aprire i battenti. Questo viene garantito comunque, questo futuro, il futuro dello sport si cerca di garantirlo in qualche maniera, almeno lo Stato sta cercando di garantirlo in qualche maniera, e a detta dal ministro Spadafora si stanno stanziando 400 milioni di euro per far ripartire lo sport, ma a parere mio, visti anche i tempi degli aiuti per imprese e cittadini, io spero che questi soldi arrivino il prima possibile, perché le società calcistiche sono in questo momento con l'acqua alla gola. Poi altro nodo sta nella tempistica della ripartenza, dato che regna ancora l'incertezza assoluta. Si spera per settembre, ma alcune voci parlano di un eventuale addirittura slittamento dei campionati dilettantistici se i contagi dovessero ancora continuare. Vorrei invece tornare nuovamente a parlare dell'aspetto economico, perché vorrei fare un piccolo appunto, perché nel decreto emanato dal governo, il governo appunto impone alle società l'obbligo della sanificazione degli ambienti dopo ogni allenamento, e naturalmente tutto questo ha un costo insostenibile soprattutto per le piccole squadre, e io penso alle categorie dei dilettanti. Dicevamo appunto che lo sport in generale è in notevole crisi ed è una delle note dolenti dell'Italia, ma saltando qualche categoria, saltando anche quello che sta accadendo col calcio Catania, vediamo come la Serie A è pronta a ripartire. Pensiamo anche che la Bundesliga è già ripartita e abbiamo visto già che gli ascolti sono andati alle stelle, e appunto questo la FIGC cerca di riproporre. Si parla di una data che è la data del 13 giugno, ma ancora anche lì regna molta incertezza. Si spinge appunto per cercare di concludere questo campionato, un campionato che sicuramente sarà atipico, perché non ci sarà assolutamente una favorita per la corsa allo scudetto, perché il Covid-19 possiamo dire che ha livellato un po' tutte le squadre, vuoi anche per le insicurezze che regnano e che naturalmente stanno coinvolgendo tutti i giocatori stessi, perché adesso diciamo che tutti noi ci sentiamo un po' più umani,
e anche perché si parla di giocare in campi neutri. Io penso a Bergamo, Brescia, Milano, quindi Atalanta, Brescia, Inter, Milan e tutte le altre squadre dove ci sono stati dei veri e propri focolai di Covid, dove il contagio si è sentito e si è sentito anche maggiormente con migliaia e migliaia di morti, quindi ripartire lì sicuramente non sarà facile e per questo è stato proposto a queste squadre di giocare al sud. Vediamo se questa cosa possa essere realistica o meno. Infine, in chiusura, una domanda mi sorge spontanea: ma se facendo tutti gli scongiuri naturalmente del caso si dovesse trovare nel corso di questa chiusura del campionato un giocatore con positivo al tampone, cosa accadrebbe in quel caso? Oppure se questo Covid-19 dovesse dare l'ennesimo colpo di coda, speriamo tutti di no, cosa accadrebbe? Si interromperebbe nuovamente il campionato? E poi, se non si dovesse trovare un vaccino, come si ripartirà per la prossima stagione? Ebbene, questo ce lo può dire solo il tempo. Non mi resta che augurarvi e augurarci a tutti noi che questa pandemia passi presto e che tutto possa tornare nuovamente come prima e alla normalità di un abbraccio. Grazie Ettore per questo spazio e un saluto a tutti voi di Penalty. È sempre molto importante sentire il parere degli addetti ai lavori. Dopo Orazio Ardizzone, adesso è la volta di Giuseppe Talluto, direttore di Domenica Stadio Ficarazzi. Allora, salve, calcio dilettantistico, ripartenza, bella domanda. Penso proprio che al momento, andando anche a valutare la drammaticità del periodo, si dovrebbe bloccare tutto e seguire un po' le direttive del calcio professionistico. Dobbiamo anche analizzare un aspetto importante: in Sicilia mancano le strutture essenziali per una ripartenza anti-Covid-19 efficiente, per cui ritengo opportuno al momento bloccare tutti i campionati e poi, per quanto riguarda i verdetti, premiare quelle società che da un punto di vista economico e finanziario potrebbero partecipare il prossimo anno nei propri campionati di pertinenza. Purtroppo anche dobbiamo dire che ci saranno delle società che non potranno assolutamente partecipare per mancanza di pecunia. Quindi la mia risposta è un no categorico alla ripartenza dei campionati dilettantistici del calcio siciliano. Dobbiamo, signori miei, capire il pericolo e l'entità di questo virus. E quindi dico, c'è tempo per fare altro e per i divertimenti. Un abbraccio e viva il calcio di Sicilia sempre, da Giuseppe Talluto. È la volta adesso di vedere un po' di immagini, lo facciamo subito con il girone A e una scheda sul Canicattì. L'entroterra siciliano, l'anima della Trinagria, porzioni di isola dove il calcio può fare davvero la differenza. Il Canicattì resta un unicum del suo genere: solidità, ambizione e professionalità. Ecco i tre capisaldi dell'entità biancorossa, protagonista del girone A di eccellenza. E dire che la Serie D era proprio lì. Il Canicattì la scorsa estate era tra le poche società in grado di avanzare richiesta di ripescaggio, ma la validità del progetto Racinaro non lascia nulla al caso. L'impianto per disputare le partite casalinghe non è ancora pronto e per il massimo campionato dilettantistico bisogna avere più certezze. Conseguente il trasferimento al Saraceno di Ravanusa, ma la nuova avventura si inceppa ancora prima di iniziare. L'esperienza di mister Terranova in sella alla panchina argentina si conclude dopo la prima partita di Coppa, seguita dalle frizioni con il management tecnico del Canicattì. Serve esperienza per affrontare il torneo regionale, ed allora come non affidarsi al meglio su piazza, Pippetto Romano. La rosa è costruita per vincere, i risultati sono altalenanti, tanto da far allontanare più del dovuto Agragas e Dattilo in vetta. Serve una scossa, bisogna rivoluzionare ancora, ma con oculatezza, e dopo la nefasta sconfitta contro la San Cataldese, la stagione del Canicattì si spacca. Il mercato invernale conclude l'esperienza biancorossa di Marinali, Federico, Taormina e Ferotti, mentre ad Agrigento si accasano Lupo, Matera, Pira e Greco.
La rimonta può iniziare. I segnali di ripresa sono immediati. Nel primo match utile, l'attaccante ex Sant'Agata rifila una doppietta al dattilo, contribuendo al 3-1 finale che dà slancio al cammino dei Romano Boys. I risultati positivi si accumulano, la distanza delle battistrada si riduce e la bontà della rosa mette a ferro e fuoco il raggruppamento occidentale di eccellenza. La perfetta alternanza tra Valenti e Prisco tra i pali garantisce al Canicattì sonni tranquilli, mentre in difesa è Capitan Maggio a stupire, grazie anche alle grandi capacità realizzative sul calcio da fermo. In mediana i nuovi arrivati danno linfa e cattiveria, facendo da chioccia ai tanti giovani al centro del nuovo percorso biancorosso. E tra loro spicca il talento di Giuseppe Iezzi, tra i migliori 2001 dello stivale per reti segnate. Dulcis in fondo, Angelo Caronia fu un ambolico esterno offensivo in grado di sovvertire le sorti di un match grazie alle qualità tecniche da giocatore di ben altre categorie. Per identificare al meglio la trasformazione del Canicattì, vi lasciamo al pari per 0-0 dell'Essenedo, dove il temibile Agragas, nonostante la superiorità numerica, non riesce a mettere sotto i cugini biancorossi, accontentandosi tra le mura amiche di uno sterile pareggio. Il generale romano può gonfiare ancora una volta il petto, i suoi soldati sono un battaglione capace di giocarsela con chiunque e, perché no, puntare ancora al primo posto, occupato dal dattilo, distante 6 punti. Ci siamo fermati qui, con la vittoria per 5-0 sul Monreale ed un feroce Canicattì spinto dalla passione dei propri tifosi. D'altronde, sognare non costa nulla. Il Canicattì, che attualmente si trova al secondo posto nel girone A del campionato di eccellenza. Adesso parliamo del girone B, in testa abbiamo il Paternò, al secondo posto il Città di Sant'Agata. Iniziamo con il Paternò con una scheda musicale su 2 giocatori. Lui si chiama Calogero Lapiana e poi dopo avremo anche un po' la rivelazione del Paternò di questa stagione, Morris Abubaka.
Uno dei giocatori che si è particolarmente distinto nella stagione 2019-2020 per il Città di Sant'Agata è stato sicuramente Claudio Calafiore. Anche il Geraci ha disputato una stagione positiva, anzi oserei dire doppiamente positiva, perché hanno ritrovato in questa stagione il loro nuovo stadio. Il tour, o giro, come piace dire a noi italiani, di approfondimenti a cura della redazione Wii Sport ci porta a prendere una boccata d'aria fresca, restando in tema di Pasquetta, nel Parco delle Madonie per raccontare dell'Isola Felice Geraci. La formazione blaugrana di Mister Grimaudo alla seconda partecipazione consecutiva nel massimo campionato regionale siciliano dopo l'esaltante cavalcata in promozione del 2018 si attesta come outsider assoluta del girone A di eccellenza, per chi ancora non ne avesse compreso la bontà del progetto e l'aculatezza con la quale è stata costruita la rosa in estate.
Lo sprint iniziale in questa stagione lascia a bocca aperta addetti ai lavori avversari, 24 punti raccolti nelle prime 11 uscite ed il record nazionale nel non aver ancora subito col suo azione, appena 3 per essere puntigliosi, le volte che Sesai è stato superato dal dischetto. La formula dei Madoniti è molto semplice, ha fondamenta solide, un gioco arioso con una costruzione dalle retrovie alla sudamericana che prevede il coinvolgimento di tutti gli attori, protagonisti e comprimari, e che trova nelle geometrie di Serio e Bognanni i rifornimenti necessari per i propri finalizzatori. L'inverno sta arrivando, le sconfitte consecutive contro le battistrada Dattilo ed Agragas sommate alla debacle casalinga, l'unica sin qui contro il Don Carlo Misineri, minano le certezze blaugrana, o perlomeno per gli altri, perché Serio e compagni sanno bene quanto sarà tortuosa la loro salita. Ma le grandi montagne, si sa, assumono il valore dei grandi uomini che le scalano. L'orgoglio iracisi dall'alto dei 1100 metri di altezza non tarderà a venir fuori. Che la burrasca sia già alle spalle lo si percepisce dove il pari esterno contro i Canarini del Mazzara, prima che con 7 affermazioni nelle 9 uscite successive, macchiate sole dalla sconfitta esterna contro il Canicattì, il Geraci torni a scalare la classifica, consolidando un quarto posto che, numeri alla mano, permetterebbe loro di partecipare all'appendice post-season, potendo vantare tra l'altro in un nuovo, rinnovatissimo impianto a disposizione, e il Santissima Trinità di Fasanò, punto strategico nel cuore del Parco Naturale Regionale, dove aver girovagato tra gli impianti di Gangi e Castellana Sicula. Cosa sarà del finale non c'è dato saperlo, ma quanto fatto finora lascia ben sperare. D'altronde, si sa, quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono. Campionato di eccellenza che è stato seguito per noi anche da Giampaolo Montineri. Sentiamo il suo punto. Ciao Ettore, ciao Penalty. Sì, dietro di me è un simbolo ben chiaro, è un quadro, prendiamo come un quadro astratto, però ha delle basi, no? C'è quel pallone nello sfondo, una porta, la rete. È sempre calcio, ma come vedete l'erba è alta perché non l'ha più calcato nessuno dal 1° marzo, non si è più giocato e il pallone è in attesa perché questa è la settimana della crocevia, no? Del binario che deve assolutamente dividere le strade delle grandi decisioni, le strade del fatto che qualcuno oggi deve mettere il timbro. Ancora protocollo sanitario, ancora sicurezza, ma solo perché la Serie A, il calcio del denaro, deve iniziare. Abbiamo avuto un test infine nel weekend con l'inizio della Bundesliga. Robotica, a me non è emozionato nulla. Si è visto anche che i giocatori non erano liberi di muoversi, ma anche le inquadrature completamente diverse. Se andiamo a rivedere le immagini del 1° marzo ad oggi, anche i network televisivi hanno dovuto cambiare qualcosa. Le panchine a distanziamento, poi giustamente la marcatura sui calci d'angolo, ma anche quel momento del gol. A me è sembrato di tornare indietro al periodo dell'Amiga 500, la gestione robotica dei movimenti e il gomito, che cazzo, scusatemi. Cioè, però non posso pensare a questo, penso a un calcio di gioia, penso a quello che deve ritornare ad essere. Non possiamo vivere questo mondo così, è difficile, però una cosa è certa. Sarà il calcio dei ricchi, sarà il calcio della ricchezza ostentata, non più provare a fare una squadra di calcio, a vivere alla giornata dalla prima alla 30esima, ma realmente se ci saranno i soldi si può andare a fare una squadra di calcio. Non avremo più i burloni nel mezzo, spariranno perché il distanziamento metrico e quello sociale li ha scoperti, quindi in questi 2 mesi sono stati anche individuati, e tra l'altro molti in silenzio perché non c'era tangibile credibilità, quindi questi per il momento sono in stand-by, dovranno reinventarsi un modo di entrare un'altra volta nel calcio, perché non è così, e quindi la Bundesliga ci ha detto che sì, giochiamo, ok, facciamo gol, ma lo dobbiamo fare per forza per i diritti, per i soldi, non per la passione per lo sport, e lo si è percepito, ribadisco, anche nei calciatori. Adesso è il momento della nostra nazione, in settimana si deve decidere qual è il giusto protocollo, come testarci, e a noi piccoli uomini del dilettantismo devono darci l'idea di poter ancora essere dilettanti, perché sembra che non possa accadere nemmeno questo. Quindi dilettante allo sbaraglio? No.
forse i dilettanti hanno capito, forse finalmente si è arrivati a un punto in cui del dilettantismo vero e proprio non c'è stato negli ultimi 10 anni. Abbiamo stentato il dilettantismo, ma non c'è mai stato, per i costi, per le gestioni. Chi non ha potuto fare dilettantismo si è bruciato da solo, ha bruciato energia, economia, sogni, passione, comunità. Dall'ambito dei tifosi, beh, io non so cosa accadrà nel tifo soprattutto organizzato, in quello che vorrà andare allo stadio per vedere la sua squadra. Come potrà esultare con la mascherina davanti? Con chi dovrà abbracciarsi? Porte chiuse sì, porte chiuse no. Bene, ci sono 200 campi ogni anno in Sicilia che hanno le porte chiuse. Quindi anche questa forma di ipocrisia di dire, beh no, le porte chiuse, tifosi, sostentamento. 200 campi, ok, a porte chiuse. Ditemi dov'è la verità. 700 partite a settimana, sono i numeri della LND Sicilia. Quindi c'è un movimento. Quindi è anche questo, di vedere chi ha adesso i sacrosanti diritti di potersi muovere. L'altro aspetto che lascerà scontenti tutti sono le decisioni su retrocessioni e promozioni. Ora è la settimana del basta, siamo stati buoni, siamo stati consapevoli, adesso vogliamo il risultato finale di questa stagione, perché tutti sanno che non possono giocare, ma aspettano chi lo deve decidere, deve mettere il click, che non è il becchino, in questo caso non è il becchino, è colui che deve decidere, deve assolutamente, perché ha la poltrona e il ruolo per decidere, non la commissione, centinaia di persone, no, è uno che deve decidere e che deve decidere con serenità, perché non può riparare tutto, non può usare i tip top ovunque. E quindi prima delle decisioni aspettiamo questo decreto blocca ricorsi, che potrebbe in un certo senso portare al famoso sorcia in bocca, dalla serie noi blocchiamo i ricorsi, tu accetti per forza di grado, per direttiva, quello che stiamo per darti, sia a chi va su in categoria, sia a chi non potrà andare in categoria, sia che chi potrà retrocedere d'ufficio, magari che non ancora le partite da giocare, le tiritere, la media inglese, la media punti. No, si dovrà decidere, dovranno darci su carta ufficialmente i nomi, assolutamente. Non possiamo stare con i se e i ma e però, che sono sempre dei sinonimi di giustificazione che tendono a riparare a una decisione che deve arrivare. Quindi in una versione un po' a creste, caro, però ripeto, la porta dietro, la mia bag è sempre quella in movimento, quel pallone che attende di essere mosso. È un po' così anche lui, perché non sa come verrà più colpito. E le inquadrature cambieranno, perché non puoi inquadrare il giocatore che sputacchia a terra. Diventerebbe qualcosa di incredibile social, incredibile a livello mediatico. E gli abbracci non potranno esserci, verranno forse maggiormente create le simulazioni e quella che comunque rimane al giocatore di classe è calciare sul braccio dell'avversario, perché il VAR punterà a quello e quindi aspettiamo di vedere il nostro calcio come si adegua, come si lancia, come vivrà. Anche noi siamo pronti a essere testati, perché entrare in un campo di calcio dove siamo tutti mascherati, dove c'è questa cosa del sorcio per forza in bocca, non è una cosa proprio che piace. Come potrai urlare, soffocato dalla mascherina, anche qualcosa all'arbitro, anche al tuo giocatore? Che fai? Abbassi e scendi, abbassi e scendi, abbassi e scendi? L'urlo soffocato del gol. Ecco, cioè sono queste le cose che io aspetto di poter vivere nei nostri campi, nei campi del dilettantismo. Poi la televisione, le immagini, i diritti TV costruiranno in modo perfetto ciò che è emozionante. Non è più così. Se c'hai i soldi, allora vivi l'emozione. Se non c'hai i soldi, sarà così, diciamo in attesa. Vediamo cosa cambia. Abbiamo aperto, è aperto quasi tutto. Viviamola con serenità questa vita, perché l'erba del vicino, se non la curi, è così. Quindi occhio, non invidiare l'erba del vicino, perché questa è la tua erba, questa è l'erba del calcio. Se non la curiamo, il calcio non parte. E quindi vediamo cosa succederà. Siamo tutti in attesa. Però attenzione, è il wargame della settimana. Non ci saranno buoni e cattivi, ognuno mirerà al suo obiettivo. Aspettiamo qual è l'obiettivo. Ettore e penalty. Buona estate, perché come ben sai la Sicilia è già caldissima. E adesso un rullo di pensieri e di commenti. Iniziamo con Claudio Agnello, direttore generale del Santa Croce.
Eccellenza Girone B, a seguire il commento di Gino Giacchi, presidente FIGC del Comitato di Ragusa, e concluderemo con Angelo Costa, direttore sportivo. Ciao Ettore, grazie per l'invito a partecipare alla tua trasmissione. Come vedi ti parlo direttamente dal campo di Santa Croce Camerina. E lo faccio proprio perché secondo me in questo periodo di caos del nostro calcio dilettante dovremmo augurarci che tutte le istituzioni governative e le federazioni in questo periodo in cui forse il calcio si sta sgonfiando e dobbiamo lavorare per ricostruire ciò che questa pandemia ha distrutto, e appunto mi auguro che si possa ripartire mettendo mano principalmente agli impianti sportivi, che specie nella nostra regione, in Sicilia, sono veramente messi male, e quindi mi auguro che si vada appunto verso la conclusione definitiva di questi campionati, in modo da poter avere tempo utile per le istituzioni, per poter mettere mano a ciò che non funziona, a ciò che ha difficoltà, a ciò che bisogna riparare e sistemare. E tra le tante cose ho a cuore proprio questo argomento, che sono gli impianti sportivi siciliani. Sono del parere che per riprendere il calcio nelle nostre zone, una delle prime cose a cui bisogna mettere mano sono proprio gli impianti sportivi. E quindi approfitto della tua trasmissione per inviare appunto un appello alle istituzioni governative, alle federazioni, di dare una particolare attenzione nell'imminente futuro a ciò che è il territorio e a ciò che è appunto il campo su cui si fa sport, e in questo caso gli impianti sportivi. Come vedi, noi a Santa Croce anche noi siamo fermi, non facciamo attività e ci adoperiamo in quella che è al momento la nostra mansione, che è quella della gestione dell'impianto, per cercare di mantenerlo e renderlo pronto non appena ci sarà la possibilità di poter riniziare a fare attività sportiva. Per il resto le problematiche sono tante ed è giusto tenere conto di quella che appunto sarà la fase economica del nostro paese, che ritengo sia collegata e vitale per il calcio e per lo sport in generale. Quindi mi auguro che le istituzioni diano l'opportunità alle aziende di poter avere delle agevolazioni ancora più appetibili per poter investire nel calcio. Senza ciò temo che la ripresa sarà molto lunga e faticosa. Ti ringrazio e saluto tutti gli amici di Penalty e spero di potervi rivedere presto e riabbracciarvi presto. Buonasera a tutti, grazie a Ettore per l'invito. Mi ha invitato a parlare del calcio dilettantistico che per adesso è fermo per l'evidenza Covid-19 e naturalmente iniziamo veramente a sentire la mancanza del nostro sport, del nostro calcio. Calcio che naturalmente non spetta a me dire se riprenderà o meno, ma naturalmente mi pare un po' difficile, visto i tempi e visto anche la ricerca e la richiesta di sicurezza da parte delle autorità preposte per fare attività sportiva. Certamente i vertici nazionali, sia sportivi che diciamo politici e l'Istituto Superiore di Sanità, prenderanno la giusta decisione per far sì che tutto possa risolversi e chiudere la stagione nella maniera migliore.
Certo, con il risultato del campo ogni dubbio, ogni polemica eventuale si sarebbe chiusa senza nessuna polemica, ma certamente la cosa più importante è quello che dobbiamo invece riprendere, prepararci per la nuova stagione, cercare di far riprendere questo nostro movimento sportivo, sia quello del settore giovanile scolastico, sia quello della Lega Nazionale Dilettanti assieme al calcio di vertice. Fino adesso non è stato possibile perché naturalmente le restrizioni imposte non hanno permesso nessuna attività, ma credo che ritorneremo più forti di prima, con più entusiasmo di prima, e sicuramente la nuova stagione che ci attende sarà quella della ripresa, del rilancio, con la speranza anche che il CONI, le autorità sportive possano dare una mano, un incentivo alle società dilettantistiche che fanno un'opera meritoria sul territorio a favore di tutte le fasce della popolazione. Con questo intendimento io vi ringrazio, vi saluto e alla prossima stagione sportiva. Buonasera a tutti, mi è stato chiesto dal mister Ettore Tortorici di dire la mia sulla situazione del calcio attuale e futura e io subito rispondo perché il calcio, come tutti sapete, è la mia vita e faccio parte di questo sistema anche a livello dilettantistico. Niente, attualmente il calcio è in una fase di stallo, soprattutto nei dilettanti, perché ancora non si hanno notizie, ma da voci di corridoio si va verso una interruzione dei campionati con ovviamente futuri ripescaggi, perché non ci saranno promozioni, non ci saranno retrocessioni. Ovviamente ci saranno dei problemi secondo me per quanto riguarda l'iscrizione delle squadre, perché come voi tutti sapete il calcio dilettantistico vive di sponsorizzazioni, quindi con tutte le aziende che stanno attraversando questa crisi vediamo un poco. Io penso che qualche squadra avrà dei seri problemi per iscriversi. Secondo me ci vorrà una rivoluzione dei gironi e quant'altro. Per quanto riguarda il calcio professionistico hanno dato una data, sarebbe quella del 15 giugno. Io lo spero con tutto il cuore. Ovviamente chi ha praticato questo sport sa che questo sport vive anche di tanti fattori, pubblico e quant'altro, quindi diciamo che se ci sarà ripartenza sarà per una questione di interessi, però il calcio è spettacolo, il calcio è vita, il calcio è tifoseria, quindi non sarà come prima. E auguro a tutti gli sportivi che tutto questo al più presto finisca e ritorneremo a vivere come abbiamo sempre fatto. Buonasera a tutti. Dopo il campionato di eccellenza è la volta adesso del campionato di promozione. Come tutti ben sanno, 4 gironi con responsi abbastanza decisi e abbastanza chiari, ma l'ultima parola spetterà naturalmente al comitato della Lega Nazionale Dilettanti, che si ritroverà venerdì sera e deciderà sulla sospensione dei campionati oppure sul ritorno in campo. Adesso sentiamo il parere di Paolo Munafò. Ciao Ettore, buonasera a tutti i telespettatori di Penalty, grazie dell'invito. Cosa dire, ormai da oltre 2 mesi e mezzo siamo fermi con i campionati dilettantistici siciliani a causa dell'emergenza Covid-19, la pandemia che ha colpito il mondo intero, e quindi adesso siamo in attesa della decisione da parte della Lega, della FIGC, o per meglio dire del comitato regionale, su come potrà finire questa stagione 2019-2020, ovvero se si potrà tornare in campo e quindi completare i campionati giocando,
premiandoli o se invece sarà la Lega stessa a decidere d'ufficio promozioni, retrocessioni e quant'altro. A tal proposito c'è una data importante che dovrebbe essere quella del 22 maggio, quando proprio la Lega comunicherà la propria decisione. Per quanto concerne invece i campionati nazionali, quindi mi riferisco alla Serie A, anche qui c'è una novità importante perché dovrebbe ripartire il 13 di giugno. Sicuramente sappiamo tutti che in Italia il calcio, la Serie A, è la terza industria per l'indotto che muove, e quindi è importante che possa ritornare a giocare, perché potrebbe essere una spinta importante per risollevare le sorti dell'economia italiana. Cosa dire altro? Siamo in attesa, aspettiamo notizie un po' da tutte le parti, speriamo siano positive. Il nostro augurio è che soprattutto nei campionati dilettantistici si possa prima o poi tornare comunque a giocare in campo, se non in questa stagione, ovviamente in quella prossima, con le giuste e dovute precauzioni. Io intanto ti ringrazio per l'intervento che mi hai concesso e ti auguro una buona serata sia a te che ai telespettatori. Siamo tutti in attesa della risposta definitiva della Lega Nazionale Dilettanti sul proseguo del campionato oppure sulla sospensione definitiva, e quindi con la possibile definizione delle squadre che la prossima stagione disputeranno il campionato di eccellenza e quelle che probabilmente invece verranno retrocesse. A tal proposito sentiamo anche il parere di Giuseppe Indelicato, di José Sorbello, presidente dell'Ajax di Catania, ed infine anche quello di mister Davide Badalà. Buongiorno a tutti gli sportivi di Penalty, buongiorno a Ettore, ci ritroviamo un'altra volta a fare la classica intervista video per questo coronavirus. Diciamo che il peggio credo che sia passato e ora dobbiamo pensare al futuro immediato. Io quello che spero è che si ritorna alla normalità sia nel calcio professionistico che soprattutto quello dilettanti, perché il calcio vero è quello dilettante a mio avviso. Noi appassionati di calcio abbiamo vissuto sempre nei rettangoli di gioco, nelle tribune, a vederci le classiche partite anche dei giovanissimi allievi, terza categoria, seconda, promozione, eccellenza, che sono il vero calcio amatoriale. Io spero tantissimo che si ritorna alla normalità e poterci allenare e avere l'adrenalina che ci contraddistingue dalle persone che non fanno sport. Io mi auguro che a livello nazionale si prenda una bella decisione, che sia quella di ripartire. Parliamo del calcio di Serie A, non voglio parlare perché quella è un'altra dimensione, per cui ci sono troppi interessi e è inutile parlare di un calcio che a noi non ci appartiene. Parliamo del nostro calcio, quello dilettantistico, che praticamente ci porta gioia e soddisfazione la domenica, ci fa sfogare, ci fa tenere in forma, ci fa abbracciare, ci ritorniamo a abbracciare, a gioire, a esultare, oppure a seccarci su qualche situazione di gioco, oppure qualche errorino fa parte dei nostri giocatori, oppure dell'abito. Ci mancano queste cose che la domenica ti portava ad aspettarla con ansia e trepidazione, per cui io mi auguro da sportivo che si ritorni al più presto nei campi di gioco, si ritorni alla normalità, a fare gli allenamenti giornalieri, anche giornalieri magari no perché non siamo professionisti, ma almeno 3 volte alla settimana si ritorna ad essere assieme, si parla del calcio che noi viviamo, per cui mi auguro da domani che il governo ci porta un'altra volta a liberarci da non rimanere a casa, a fare gli allenamenti, magari non a gruppo, magari con le distanze giuste, che è la cosa più importante, perché non dimentichiamo che la salute è la cosa più importante, però ritornare ai campi di calcio magari con molta attenzione, con le distanze giuste, io penso che sia doveroso, perché è giusto così. Io mi auguro a più presto di ripartire, gli auguro a tutti gli sportivi di crederci,
e di ritornare nella normalità di qualche mesetto fa. Ora io colgo l'occasione per fare un in bocca al lupo a tutti, un buon ritorno nei campi di calcio. Ettore, un saluto a te e tutti gli sportivi di Penalty. Buona giornata e arrivederci a presto, però negli studi sportivi e non per videoconferenza. Grazie a tutti, buona giornata. Buonasera Ettore, buonasera telespettatrici e telespettatori. Siamo qui ancora dietro lo schermo e malgrado il tempo passi ancora non si è nelle condizioni di poter tornare dentro l'habitat naturale più idoneo, più adatto a noi, cioè il campo di gioco. Purtroppo è così, la situazione purtroppo non mi sembra molto chiara, c'è un clima di incertezza e anche di confusione da parte degli organi preposti invece a dare certezze e chiarezza. Si alternano dichiarazioni del ministro, del comitato, dei vari comitati esecutivi sul distanziamento, sulle mascherine, sui guanti, cioè su tutte quelle prescrizioni necessarie per tenere distante il virus. Però quando si parla di sport e di calcio in particolare bisogna entrare nel dettaglio, nella particolarità dello sport e della disciplina sportiva di cui parliamo. Quindi non ci vorrebbero dei comitati tecnici esecutivi globalisti, generalisti, ma ci vorrebbero dei comitati snelli di persone che conoscono l'ambiente e di addetti ai lavori. Questo penso che sarebbe stata una cosa utile per tutti, perché adesso c'è il protocollo proposto dalla federazione e dalla Lega che non viene accettato da tutte le società della Lega di A. Perché? Perché non tutte le società di Lega di A hanno a disposizione luoghi dove poter far svolgere gli allenamenti in totale sicurezza. E quindi nel caso in cui ci dovesse essere un positivo dovrà essere questo soltanto messo in isolamento, in quarantena, oppure tutti coloro che hanno avuto a che fare con lui. Quindi la situazione non è così semplice e capisco anche la difficoltà di chi deve prendere delle decisioni. Però io credo che mettendo al primo posto la salute, ma nel senso di farne una scelta di campo, per il resto non è il caso di forzature, secondo me, cioè andare ad allenarsi in maniera diversa, diciamo, andare allo stadio senza pubblico, sanificare tutti gli spogliatoi e tutti gli ambienti, insomma diventa molto difficile. Allora, tanto vale interrompere tutto,
far passare l'estate e iniziare in autunno, sperando che non ci sia un ritorno del Covid, cioè iniziare in autunno con cautela, ma sicuramente con maggiore sicurezza per non solo per gli atleti e per coloro che gli stanno vicino, ma per tutti. Questo è il mio auspicio. Io in questo momento parlo a titolo personale, quindi voglio dire, prendetelo per quello che vale. L'AIAC ha una sua posizione che non è molto lontana dalla mia, e quindi siamo qui e aspettiamo, vediamo quali sono le indicazioni che ci darà il Ministero e gli organismi collaterali al Ministero, che sono Sport e Salute e il CONI. Ciao a tutti. Ciao Ettore, ciao a tutti. A distanza di circa 3 mesi siamo nuovamente qui a parlare di sport, perché sappiamo benissimo che l'apertura dello sport è un segnale che il paese riparte, però va fatto in sicurezza. Il virus lo sconfiggeremo soprattutto solo con delle terapie appropriate o con il vaccino. A causa di questa situazione di crisi economica ritengo che non ci siano più presupposti affinché i campionati possano continuare. Però è necessario un intervento sostanziale da parte dei componenti federali per le decisioni che dovranno gestire. Poi che dirti, se la data del 13 giugno, la data in cui si pensa che il calcio ripartirà, abbiamo circa un mese per vedere un po' il manifestarsi del Covid-19 affinché potremmo trovare delle soluzioni migliori per ripartire, diciamo, a settembre, perché dobbiamo considerare che l'anello debole di questa catena sono i giovani, quindi spero che al più presto, se non a settembre, ci siano i presupposti affinché loro possano riprendere ciò che amano e quindi quello che tutto possa tornare alla normalità. Una stagione particolarmente positiva, quella dell'Igea Virtus nel girone B del campionato di promozione. Vediamo subito le clip musicali su 3 giocatori che si sono particolarmente messi in evidenza in questa stagione. Parliamo di Antonio Genovese, attaccante di razza, così come è sicuramente molto positiva la stagione di Alberto Mondello e anche quella di Giuseppe La Spada.
Clip musicali anche per il Milazzo, attualmente al secondo posto nel girone C del campionato di promozione guidato dall'Aci Sant'Antonio. Vediamo le clip di Rosario Rasà e di Felice Bartuccio. I
adesso sentiamo il parere di due allenatori del campionato di promozione. Il primo è Ignazio Orefice, allenatore del Ciclope Bronte, mentre il secondo Vittorio Iemma dell'FC Motta. Buonasera a tutti, ringrazio Ettore per la possibilità che dà a me di esprimere la mia posizione in merito al calcio, alla ripresa del calcio giocato e alla luce di quello che è successo in questi mesi nella nostra nazione con il contagio del coronavirus. È difficile parlare di calcio giocato quando sono state tante persone, penso agli operatori sanitari, a medici, infermieri che hanno lottato anche a mani nude contro questo mostro invisibile, rimettendo a volte la propria vita. È chiaro che la vita deve riniziare, deve continuare a riniziare e anche il calcio è una espressione della vita quotidiana, a partire chiaramente dal calcio professionistico, che non è solo uno sport ma un'industria vera e propria che muove miliardi e miliardi di euro ogni anno ed è giusto che riparta con tutti i protocolli di sicurezza che sono stati siglati tra la Federazione Gioco Calcio e il governo. Applicare quel regolamento, quel protocollo al calcio dilettantistico diventa praticamente un'impresa, perché penso a una sanificazione quotidiana degli ambienti comuni, delle docce, degli spogliatoi, alla impossibilità di mantenere la distanza, al fatto che i ragazzi comunque alla fine dell'allenamento ritornano a casa a fare la propria vita e non voglio nemmeno pensare alla possibilità di un contagio, di un nuovo contagio all'interno del gruppo squadra, che veramente sarebbe un dramma per tutti. Quindi alla luce di tutto ciò la ripresa per il calcio dilettantistico nel breve periodo secondo me rimane un'impresa, un'utopia. Invece bisogna pensare a un nuovo inizio. Noi addetti ai lavori, le società, siamo chiamati non alla polemica o a situazioni che porterebbero poi inevitabilmente in tribunale, ma siamo chiamati a un comportamento di responsabilità, all'accettazione delle decisioni che la Lega Nazionale Dilettanti vorrà prendere. Una delle soluzioni percorribili secondo me sarebbe quella di promuovere le prime in classifiche, bloccare il resto della classifica corrente, bloccare le retrocessioni per quest'anno e pensare a nuovi format di campionato per la prossima stagione. È chiaro che bisognerà ripensare anche a un nuovo dilettantismo, a un nuovo modo di fare calcio, che il dilettantismo diventi più dilettantismo, perché a volte, soprattutto in Serie D in eccellenza, è un dilettantismo mascherato. Molte società non saranno più in grado non di pagare rimborsi spese, ma addirittura di iscrivere la squadra. Magari qui a Bronte viviamo una realtà leggermente diversa rispetto ad altre realtà calcistiche siciliane. Qui al ragazzo viene chiesto il sacrificio di allenarsi durante la settimana, il piacere di mettere la maglietta la domenica senza l'erogazione di un rimborso spese, ma capisco che non tutte le realtà sono così, non tutti possono attingere al settore giovanile come facciamo noi. È chiaro che però questa crisi economica che attanaglia la nazione avrà inevitabili ripercussioni anche nel mondo calcistico. Penso a tutte le società che vivono di sponsorizzazioni e che adesso magari saranno sprovviste di tale sponsorizzazione perché l'azienda che li sponsorizzava magari non riaprirà oppure aprirà con molta difficoltà e il pensiero della sponsorizzazione sarà l'ultimo dei pensieri che si proporrà. In quest'ottica la Lega Nazionale Dilettanti è chiamata a fare la propria parte, non solo per le decisioni di carattere sportivo ma anche di quelle di carattere economico. Dovrà farlo pensando magari a una riduzione o un'esenzione delle spese di iscrizione al prossimo campionato, con agevolazioni a vario titolo a favore delle società.
molte società siciliane di eccellenza hanno firmato un documento dove rinunciano alla prosecuzione del campionato. Ho letto proprio adesso che in Lombardia la quasi totalità delle società si è espressa verso un blocco dei campionati, ma la Lombardia vive una situazione veramente al limite della tragedia. Che dire, bisogna stare tranquilli, bisogna pensare a delle soluzioni che ci permettano di riaprire in tutta sicurezza. Magari in questi mesi estivi ci auguriamo che la curva dei contagi continui ad abbassarsi, a trovare finalmente un vaccino che ci permetta di tornare a una vita normale nel più breve tempo possibile. Ringrazio ancora Ettore, ringrazio voi tutti i telespettatori per la vostra attenzione. Da Bronte, Ignazio Refice, un caro saluto a tutti, buona serata. Buonasera Ettore, buonasera a tutti gli amici di Penalty. Ettore, siamo quasi a 3 mesi, ormai io credo che sia impensabile una ripresa dei campionati. La sosta è stata troppo lunga, un'eventuale ripresa oggi significherebbe tornare in campo ma in condizioni che non permetterebbero sicuramente delle partite 2 volte alla settimana. Hai bisogno di tempo per riprendere la condizione atletica e quindi ci vorrebbe almeno 1 mese per poter riprendere la condizione atletica, quindi è evidente che per quanto mi riguarda la mia considerazione è quella che la stagione in corso ormai sia finita, tranne decisioni diverse. Il 22 maggio sicuramente è una data importante per quello che ci riguarda, perché il presidente Lopresti si pronuncerà su quello che saranno appunto quello che sarà l'esito finale di questa stagione e probabilmente quello che sarà il futuro della prossima stagione. Io personalmente vedo un futuro che non lo vedo così nero come si può immaginare e come si dice un po' in giro. Ho avuto modo in questo periodo di potermi confrontare con tanti addetti ai lavori e c'è tanta voglia di ricominciare, tanta voglia di trovare soluzioni e tanta voglia di riprendere quello che era il filo conduttore lasciato 2 mesi fa. È evidente che la pandemia e il blocco economico influirà ed ha influito su quello che è il nostro calcio, ma è evidente pure che comunque non ha smontato le velleità di moltissime società e di moltissimi addetti ai lavori che scalpitano per poter riorganizzarsi. Per quanto riguarda il calcio dei professionisti, la Bundesliga sta mettendo a tutti in condizione di poter valutare quelle che saranno le reazioni alla ripresa del loro campionato e quindi metterà in condizioni anche i nostri campionati professionistici a pensare se poter o no concludere la stagione. È ovvio che si fanno delle considerazioni diverse con il mondo dei professionisti, perché si trovano in condizioni decisamente diverse dalle nostre. Ci sono interessi molto più grossi e diversi da quelli che possono abbracciare il calcio dilettantistico, quindi fare un paragone è decisamente difficile. Io auspico che si possa ritornare in campo il più presto possibile. Ho tanta voglia di voler ricominciare, ho tanta voglia di rimettermi in discussione che dire, al più presto mi auguro, come ti ho detto l'ultima volta, di poterci rivedere magari in studio da te, svolgendo la trasmissione come eravamo abituati a farla. Io ti ringrazio tantissimo per la possibilità che mi hai dato di poter esprimere un mio velocissimo pensiero. Auguro buon calcio a tutte le società siciliane professionistiche e no, e mi auguro di rivederci con
con amici e nemici a combattere in maniera leale e veritiera come abbiamo sempre fatto. Un saluto a tutti. Non vogliamo sentire soltanto il parere di dirigenti e di allenatori, vogliamo sentire anche il parere di alcuni giocatori, ma in modo particolare ne ho scelto uno, quello di Giuseppe Condorelli, nome conosciuto, anzi conosciutissimo, nell'ambito del calcio dilettantistico siciliano. Buonasera a tutti, ciao Ettore, per chi non mi conosce sono Peppe Condorelli. Ringrazio Ettore per avermi dato la possibilità di poter interagire al suo programma di penalty. Con la discussione di oggi è che per parlare della nostra situazione calcistica sia nei professionisti che soprattutto nei dilettanti dove ci compete di più. Nei professionisti si dice che a metà giugno si dovrebbe ripartire, anche perché in Serie A ci sono le possibilità, diciamo, hanno le strutture, hanno i campi, hanno le persone che sicuramente dai medici a tutto ciò che occorre poter stare dietro a una società, ad una squadra di calcio, dove sicuramente ho appena detto che hanno ulteriori interessi, ma nel calcio dilettantistico purtroppo non è così, anche perché qui soprattutto in Sicilia non ci sono neanche le strutture. Ci sono società che vanno a vagabondare nei campi di periferia per poter giocare, quindi non si può completamente pensare di poter ripartire ed è giusto che i campionati siano stati stoppati. Detto questo perché? Perché dal mio modo di vedere, dovuta a questa catastrofe, secondo me non c'è neanche un punto per poter ripartire, perché sicuramente dalla Lega Pro alla cosiddetta terza categoria per me falliranno tantissime società, quindi la Lega sarà costretta possibilmente a modificare tantissime cose, dal possibilmente togliere magari una categoria, eliminare o qualche girone di promozione o che vada dalla prima categoria alla terza, perché secondo me il danno è grandissimo. Quindi è anche vero che, come ho detto, non ci sono le strutture per far sì di poter quantomeno pensare già a riprendere. Quindi sarà sicuramente chi di dovere a far sì di organizzarsi in un determinato modo e cercare di dare quella tranquillità e di poter rivivere nuovamente le nostre domeniche, i nostri allenamenti, perché in una trasmissione come questa l'obiettivo è quello di parlare del calcio giocato, non di quello che ci siamo ritrovati da 2 mesi e mezzo a questa parte. Quindi io spero che quanto prima si possa ripartire, ma sicuramente con i giusti modi e sperando che tutto andrà bene. Ringrazio Ettore per avermi dato questa possibilità, un saluto a tutti. Non si è fermato soltanto il calcio maschile, si è fermato anche il calcio femminile. E allora sentiamo un po' il parere anche di Antonella Licciardi, allenatrice della Ludos Palermo. Salve, ringrazio Ettore Tortorici per l'invito, per la sua trasmissione Penalty a Gold 78. Io alleno il Palermo femminile, la prima squadra del Palermo femminile, noi disputiamo un campionato di Serie C interregionale che è sotto la Lega Nazionale Dilettanti. A tal proposito, per il femminile, che era diciamo il campo dove io sono dentro ovviamente, da questo punto di vista il nostro campionato dipende assolutamente da quello che verrà deciso dalla Lega Nazionale Dilettanti nella persona del suo presidente Scibilia, e quindi credo che da questa decisione presa per i campionati maschili saremo anche noi toccate come Serie C interregionale. Il nostro campionato diciamo che si avvicina per tipologia di trasferte e per livello a una Serie D. Quindi le vicissitudini del Palermo maschile saranno assolutamente molto condivise con la squadra appunto femminile. Quello che si prevede ancora è tutto da supporre, però certamente se i protocolli
per la ripresa degli allenamenti collettivi sono gli stessi, perché per le società professionistiche la vedo veramente dura, per le società dilettantistiche che possono rispettarle, in particolare per quelle del settore femminile. Proprio di oggi c'è di fatto un comunicato congiunto firmato dalle società di AIDB femminile, per esempio, che sono comunque sotto l'egida della FIGC, dove si sono pronunciate all'unanimità per la non ripresa del campionato. A livello femminile, anche a livello europeo, per esempio, la Francia, la Spagna e l'Inghilterra hanno già dato l'out per i campionati di prima serie. E quindi diciamo che il filone è abbastanza omogeneo da questo punto di vista come scelta. Sarà molto difficile, credo, proprio per il campionato nostro, ma anche per il regionale, che è l'eccellenza, dove il Palermo ha la squadra juniores che gioca fuori classifica. Il campionato regionale, a detta del presidente Lopresti, la proposta ultima, da una sua intervista rilasciata proprio negli scorsi giorni, parla della ripresa dei campionati dilettantistici addirittura a settembre, la fine di questi campionati e l'inizio dei campionati della nuova stagione addirittura a gennaio. Sono ovviamente proposte, linee guida, ma di ufficiale in questo momento c'è nulla, per cui tutti quanti siamo in attesa. Noi stiamo procedendo come Palermo femminile ai nostri allenamenti che avevamo già iniziato durante il Covid, durante la quarantena e il lockdown, e noi stiamo continuando con lavori individualizzati, dove le atlete questa volta possono magari andare più a correre per le ville o negli spazi all'aperto, ma di contro la riunione, diciamo, di squadra in questo momento non è ancora fattibile. Tutti ci auguriamo che questo passi al più presto. Non saprei dire se c'è da augurarsi di tornare in campo, ma se devo dire il mio punto di vista la vedo veramente dura. Se il calcio maschile e il calcio femminile si è fermato abbondantemente oltre 2 mesi fa, il calcio giovanile invece ha avuto il suo stop più di 3 mesi fa. E allora, a tal proposito, voglio farvi sentire il parere di Claudio Lucchini, attuale coordinatore scouting Sud Italia dell'Atalanta. Buonasera a tutti gli spettatori di Penalty e un ringraziamento al direttore Tortorici per questo mio intervento nella trasmissione. È normale ed evidente a tutti le difficoltà che in questo momento sta attraversando il calcio, il movimento in generale, dai professionisti ai dilettanti. Sicuramente abbiamo bisogno, forse probabilmente per ripartire, di regole diverse da quelle che fino ad oggi sono state scritte e dettate. Il problema principale sicuramente è quello del movimento dei dilettanti e dell'intero settore giovanile scolastico, e da lì appunto cerchiamo in qualche modo di ripartire. Oggi si naviga a vista, anche noi nell'ambito del settore giovanile a livello professionistico siamo fermi, siamo bloccati. Il nostro centro sportivo è blindato completamente al servizio della prima squadra, quindi anche tutto quello che è l'area del settore giovanile e gli spogliatoi in questo momento appunto è a disposizione della nostra prima squadra. Cosa dire? È un momento critico, un momento difficile. Si aspetta di conoscere i criteri dettati dal governo, meglio ancora di capire con il prossimo incontro del Consiglio federale poi quelli che saranno i giusti criteri. È difficile immaginare una ripartenza dei campionati dilettanti
ancora più difficile immaginare quello del settore giovanile scolastico, che immagino possa ripartire subito dopo o in concomitanza con quello che sarà il rientro e l'inizio dell'anno scolastico. Però cosa succede? Non possiamo certo stare fermi, non possiamo stare inermi, dobbiamo utilizzare questo tempo per cercare di riprogrammare il tutto e cercare di ripartire con tutte quelle che sono quelle garanzie a tutela dei giocatori, a tutela dei tanti ragazzi e non solo, ma anche di tutto quel movimento che sta attorno, che è composto dai dirigenti, dagli allenatori, dagli accompagnatori ufficiali, insomma anche da quelli che è diciamo gli arbitri, insomma è un qualcosa forse al quale non eravamo certo preparati. Questo è un momento difficile, ma ribadisco, lo supereremo e dobbiamo fare comunque, dobbiamo essere ottimisti, possiamo sicuramente apprezzare il fatto che attraverso questa grandissima crisi, grandissima difficoltà abbiamo imparato a utilizzare degli strumenti come il webinar, quindi le connessioni attraverso piattaforme digitali che ci hanno permesso fino adesso di poter confrontarci, stare vicino ai nostri allenatori e poter approfittare per continui aggiornamenti, aspettando di ritornare al campo, al calcio, perché non possiamo immaginare un calcio privo di emozioni, un calcio condizionato dall'impossibilità di abbracciare il proprio compagno, di correre verso la panchina. È un calcio privo di assolutamente emozioni. Il calcio, lo sappiamo tutti, è uno sport di squadra, ma è uno sport di contatto, uno sport dove non possiamo non scontrarci, non contrastarci, non fare quello che è il duello l'uno contro uno, cioè il calcio è questo, ecco. Quindi speriamo appunto di avere presto delle idee ma soprattutto delle regole che ci permettono di ritornare in campo. Io vi ringrazio, l'augurio mio e quello anche tutto il movimento del settore tecnico dirigenziale dell'Atalanta vi fa i migliori auguri per una pronta ripresa e il ritorno appunto alla gioia di tutti, perché il calcio è gioia. Ciao. Prima di sentire per chiudere il parere di mister Santo Mazzullo, voglio farvi vedere una clip dedicata al Camaro, una delle società storiche del calcio giovanile siciliano. Se le vittorie fossero il risultato naturale di una semplice combinazione di elementi, il calcio sarebbe una scontata scienza matematica. Ma dietro a quel pallone che rotola sul prato verde c'è un'infinita serie di sfumature particolari che sfuggono alla vista degli spettatori. In riva allo stretto, infatti, il calcio è diventato un vero e proprio tabù, piombato in un limbo fatto di delusione e mediocrità. Ma è proprio lì, dove il giallo ed il rosso rappresentano passione ed appartenenza, che altri due colori si sono fatti strada scrivendo pagine di storia indelebile. Quel nero e quel verde che rappresentano una tradizione calcistica radicata sul territorio, una storia chiamata Camaro. Ed è proprio dalla rinascita del 2014 che riparte un cammino fatto di progettualità, organizzazione e mentalità vincente. L'obiettivo comune? La valorizzazione dei giovani. Lo sviluppo del settore giovanile, infatti, ha riportato il progetto Camaro alla ribalta su scala non solo regionale ma anche nazionale. Dopo un campionato con una sola sconfitta, i ragazzi di mister Cruciani si sono arresi solo in finale contro la quotata Calcio Sicilia. La ciliegina sulla torta, poi, è stata messa dai giovani di mister Giorgianni con la vittoria dei playoff. Una stagione da incorniciare appunto, che ha premiato il duro lavoro di uno staff competente e sempre attento ad ogni aspetto organizzativo strutturale, dal presidente Antonio D'Arrigo alla gestione di Davide Manzo, passando per l'esperto Pasquale Rando ed il grande lavoro del direttore Enzo Raimondi.
senza dimenticare la professionalità di tutto lo staff tecnico e di un grande responsabile dell'area comunicazione come Giuseppe Fontana. Una vera e propria famiglia che ha sempre considerato il Camaro come un figlio e che ha trovato una casa all'avanguardia come il Despar Stadium. Lo storico Marullo di Bisconte, infatti, è diventato un punto di riferimento per tutta la città di Messina. Un impianto all'avanguardia aperto alle prime squadre, al settore giovanile ed anche al calcio amatoriale. Punto di forza per una società che ha voluto invertire la rotta in una città povera di infrastrutture sportive all'avanguardia. Progettualità, risultati vincenti e grande organizzazione sono stati gli aspetti che hanno convinto la famiglia Sciotto a credere nel gruppo Camaro per rilanciare il calcio cittadino in casa CR Messina. Un matrimonio estivo che, per svariate vicende, non ha portato i risultati sperati. Tuttavia, l'impegno in Serie D non ha compromesso il lavoro neroverde. Prima dello stop forzato dovuto al coronavirus, il Camaro recitava ancora il ruolo da protagonista. La nuova Under 17 di Mister Cosimini viaggiava a vele spiegate con ben 11 lunghezze sul secondo posto. Una situazione analoga anche per l'Under 15 di Mister Randazzo, capace di vincere 17 partite con 2 punti di vantaggio sugli inseguitori. Numeri pazzeschi ed un'altra stagione da incorniciare per una società che ha visto tanti giovani diventare protagonisti in settori giovanili professionistici o come under in Serie D. Il Camaro è questo, una famiglia, un punto di riferimento cittadino, un trampolino di lancio per un futuro calcistico, una vera e propria perla che si impone e dà lustro alla città di Messina. E chiudiamo, come ho anticipato, con il parere di Santo Mazzullo. Salve a tutti, sono Santo Mazzullo. Niente sulla situazione del calcio siciliano, credo che in questo momento ci sia tanta confusione dettata dal fatto che noi tecnici, giocatori addetti ai lavori, presidenti, non abbiamo nessun tipo di disposizione, non sappiamo assolutamente quello che dobbiamo fare. Da fine febbraio che si è fermato il calcio, nessuno ci ha dato indicazioni su come comportarci, i campionati sono stati bloccati, sono stati sospesi, perlomeno io lavoro con la Meridiana Etna Soccer, Accademia Atalanta. Nel nostro campionato noi eravamo primi in classifica, però non sappiamo se il campionato è finito così, se è stato annullato, quindi non c'è nessuna disposizione su come comportarci anche con gli allenamenti. Hanno aperto tutto oggi, ma del calcio non se ne è parlato, si parla solamente della Serie A e basta, quando secondo me c'è in eccellenza in Serie D, nei settori giovanili sono tante persone che vivono di calcio, no? Che portano il pane a casa, quindi è giusto avere rispetto anche per noi tecnici, per gli allenatori che ogni giorno lavorano con sti ragazzi. Quindi quello che chiedo possibilmente è darci delle delucidazioni sul calcio minore, no? Perché poi loro lo chiamano minore, ma io sono sempre convinto che è un calcio importante, no? Perché se non ci fosse la Serie D, l'eccellenza, tutte queste categorie minori, che secondo me sono un'ottima fucina per i campionati di Lega Pro, quindi è giusto che anche noi abbiamo considerazione, quindi chiedo a chi di dovere di attivarsi affinché anche noi possiamo riprendere a fare quello che chiamiamo il nostro lavoro. Invece per quanto riguarda il calcio siciliano sono contento per il Paternò, perché ha fatto veramente un grandissimo campionato e quindi spero che al più presto venga data la promozione in Serie D. In Serie D sì. Invece per quanto riguarda la Serie D sono contento da siciliano per il Palermo, che ha fatto veramente un grande campionato, anche se il Savoia gli ha tenuto testa, quindi penso che il Palermo andrà in Lega Pro. Per quanto riguarda invece il Catania, purtroppo stiamo vivendo un periodo veramente brutto, perché ci sono delle situazioni veramente imbarazzanti, però speriamo che prima possibile Catania possa tornare dove merita, perché una città come Catania merita quantomeno la Serie A. Quindi sono state società come il Bari, come il Palermo che sono ripartite dalla Serie D, quindi se per Catania dovesse essere questo, non me lo auguro, però
è giusto che riparta dalla Serie D e possa fare veramente, possa tornare dove merita, perché Catania è una città che merita assolutamente la Serie A. È stata una puntata particolarmente intensa, molte immagini, molte opinioni e tutti rimaniamo in attesa della riunione di venerdì, quando la Lega Nazionale Dilettanti finalmente darà il responso su questa tribolata stagione 2019-2020. Noi chiaramente rimandiamo l'appuntamento a martedì prossimo, puntuali alle ore 21 su Gold 78, canale 78 in HD del digitale terrestre.